Ciao, sono Massimo Mancini, titolare dell'azienda agricola Mancini. Sono qua di fronte al pastificio, di fronte a una moderna mete Trebbia, a raccogliere il grano che rappresenta per noi il momento più importante dell'annata agraria, da cui parte tutta quanta poi la trasformazione della pasta. Per noi questo è un momento particolarmente emotivamente importante perché nonno Mariano nel 1940 ha fondato la nostra azienda agricola facendo proprio il trebbiatore con le macchine dell'epoca. Lui è stato un grande innovatore da questo punto di vista e trebbiava tutto il grano di questa zona. Quindi mi fa piacere oggi farvi vivere un po' questa emozione salendo a bordo di questa mete Trebbia. Con questa macchina si fa il lavoro che un tempo veniva svolto in 3 fasi separate. Si provvedeva prima al taglio del grano che rimaneva nel campo e rimesso nei covoni, poi dopo qualche giorno questi covoni venivano portati sull'aglia dove poi nonno Mariano provvedeva alla trebbiatura. Oggi con questa macchina in un unico passaggio si fanno tutti e 3 i lavori, quindi come vedete con questa ruota rossa il grano viene accompagnato all'interno della macchina, viene tagliato alla base e all'interno della mete Trebbia ci sono dei battitori che battono la spiga e fanno cadere il chicco, la granella, in un contenitore, mentre la paglia ritorna al terreno. Poi tutto quanto il grano e la granella che è in questo contenitore vanno al mulino per poi essere macinati e diventare pasta Mancini.